lo dico un po', lo dico scherzando, ma lo dico un po' per davvero. La sanità veneta gode di una grandissima fama in tutto il mondo e moltissimi dall'Italia e dall'estero, da altre regioni e dall'estero, vengono a utilizzare, pagando, i servizi sanitari della regione Veneto. Ora, vedermi sbattuto per un errore di conteggio o per anche qualcosa di più di un errore di conteggio, fra le regioni che hanno un passivo e che sono in una situazione critica, e chiaramente io non ci sto e farò tutto quello che è possibile per riportare la verità. Un'azione legale. Ma se c'è bisogno faremo anche quella, il danno d'immagine è forte, no? È un forte danno d'immagine. E intanto comincio col dire la verità e col dire che il Veneto sa benissimo e ha deliberato di avere un disavanzo nella sanità all'incirca di 200 milioni, perché sa benissimo e ha posto in essere le manovre per coprirlo, da sempre, negli anni passati e in quelli futuri. E la via che ha scelto non è quella che forse vorrebbero in qualche ministero a Roma, cioè quella di aumentare i ticket. La via che il Veneto fa per coprire quel deficit, fatto per assistere meglio le persone bisognose, anziani, non autosufficienti, la fascia debole della popolazione, è invece un'altra. Non far pagare i ticket, ma come abbiamo fatto da anni e anni ormai, inserire un addizionale IRPEF a carico dei redditi più elevati e degli istituti bancari. Abbiamo cioè deciso di far pagare la migliore assistenza che noi diamo ai bisognosi, non ai bisognosi, ma a chi invece se lo può permettere. È una scelta che mi sembra di civiltà, di progresso e anche assolutamente corretta. Quindi dico, e sappiano tutti i veneti e non solo i veneti, che al di là dell'alto livello dell'assistenza sanitaria, i conti del Veneto sono assolutamente in ordine, anzi presentano un utile che l'anno scorso è stato di 86 milioni di euro e quest'anno è di 16 milioni.